Terza giornata del girone di ritorno per il campionato juniores di Serie D, stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, dove la Nissa ospita il Castrum Favara per continuare ad alimentare i sogni di alta classifica. Padroni di casa quarti in graduatoria ma con sole 4 lunghezze di distacco dalla vetta, biancoscudati solo un pareggio per 0-0 nello scorso weekend contro il Paternò, è stata invece vittoria per gli ospiti nell'ultimo turno, pirotecnico il 4-3 inflitto a Lenna. Vediamo allora la formazione della Nissa: Russo, Sclafani, Di Graci, Garifi, Massaro, Abate, Mannino, Torregrossa, La Monica, Mandalà, Trefiletti. Andiamo allora col film del primo tempo, 13°, il cross dalla sinistra del Castrum Favara con Ingaglio che cerca Traoré da ottima posizione, la mette sul palo, poi non riesce Bernardo a ribadire il rete, chiude Bellavia. 16° calcio d'angolo, c'è la deviazione, il pallone finisce in qualche modo a Caselli che riesce a girarla verso la porta. Attenzione all'intervento da parte del difensore, attenzione perché questo fallo di Mannino vale un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bernardo che col sinistro incrocia, spiazza il portiere e porta avanti il Castrum Favara 0-1. 27° ancora Castrum, cross sul secondo palo per Ingaglio, colpisce di testa, non impensierisce l'estremo difensore russo. 37° gli ospiti all'arrembaggio, Ingaglio ancora impazzito a sinistra, stavolta se la porta sul destro, cerca il destro a giro, pallone che sfiora il palo. 39° Bernardo ancora per Ingaglio, sempre aperto a sinistra, punta l'avversario 1 contro 1, azione molto simile a quella precedente, stavolta però la mira è completamente sballata. Finisce così allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta il primo tempo, Castrum Favara avanti nei confronti della Nissa, decide il gol di Samuele Pio Bernardo. Inizia la ripresa con Napoli in campo tra i bancoscudati, poi al 54° la Nissa offende, palla messa dentro in zona Mandalà, la respinta di Bellavia, si avventa La Monica che la gira, la difesa in qualche modo riesce a evitare il possibile gol del pareggio. Doppio cambio nella Nissa, entrano Sissé e Sanchez. 61° un pallone dalla destra viene messo dentro da Sclafani e per La Monica che arriva a controllarla, arriva anche a mandarla in rete e trova così il gol del pareggio. La Nissa si rifà sotto, agguanta il risultato e adesso cerca i 3 punti contro il Castrum Favara. Minuto 72, ancora la Nissa che cerca di approfittare del momento col cross di Scalfano dalla destra, il pallone in mezzo, Sissé tutto solo, Sissé la mette al lato. Minuto 85, Bontà su calcio di punizione, la distanza sembra proibitiva, Bontà va col destro e una traiettoria clamorosa, vantaggio Castrum Favara, bordata dalla distanza firmata da Bontà, una punizione perfetta che va all'incrocio dei pali. Minuto 92, ultima occasione della Nissa all'arrembaggio per cercare il pareggio. 92°, cross dalla destra di Di Graci che si stampa direttamente sulla traversa senza che nessuno la tocchi. Allora finisce così alla Marco Tomaselli di Caltanissetta, Nissa 1 Castrum Favara 2. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.